Indimenticabile colonna sonora del film ne parlavo proprio adesso con Romano di questo problema del film che vedeva protagonista anche Whitney Houston, The Bodyguard. Mi piaceva di più effettivamente la versione di Homer Simpson. Cioè, Homer, mi sono un po' confuso. Abbiamo qualcuno in linea? Pronto signora, buongiorno. Bene, abbastanza bene. L'ho riconosciuto, un po' confuso perché così ho avuto un problema tecnico. Già satta. Che è successo? No, ho avuto un problema tecnico, niente di che. Scusa un momento, stare attenta, Sofiella, deve stare attenta, punto alto, punto basso. Scusi. Punto alto, punto basso. Cosa sta facendo? State giocando a battaglia navale? No, sta fanno in scappilana sua. No, signora, ascolti. Ti ho insegnato come fa la lana. Ma lei punto alto, punto basso. Signora, la smetta. Ma la smetta. Cioè, attenta con la maglia. Ha dato i ferri in mano a una bambina, ma la vuole smette? Sono pericolosissimi. Ma quando mai? Sofia, lei aspetta. Ma signora, aspetta. Ma un ferro è più alto di lei, signora. Cioè, più alto di lei. Di lei, signora Nunzia. Figuriamoci. Come va? Abbastanza bene, signora, devo dire abbastanza bene. Però mi creda, lei mi mette questa tensione addosso quando mi chiama. Stare tranquilla. Ma come non sto tranquilla? Ce l'ha figli lei? Appunto. Figli lei? Io sono. Ho anche fatto il servizio militare, se per questo. Ma voi? Io? Lei c'ha i figli? Sì, ho anche fatto il servizio militare. Non ci posso credere. E ho anche la patente. Ignazio! No, Ignazio, figli, c'avevi? Ignazio cosa? Sicuro che c'avevi figli lei? Quanti ne ha? Ne ho 2, guardi. Ma sono suoi? Beh, certo. Può passare sua moglie, per favore, un attimo, ci devo parlare. Senti un attimo, Chi chiedo? Susanna? Come si chiama? Si chiama Susanna. Ma Susanna? Mia moglie. Lei c'ha una moglie che si chiama Susanna? Sì. Che sembra bravo con lei? Beh, sì. Ci posso credere? Pronto? Niente signora, non vuole parlare, mi spiace. Una che sembra con lei, per forza che si affronta. Vabbè signora, veniamo al sodo, di cosa ha bisogno oggi? No, dicevo, signora? se lei ha bisogno, insomma, io non faccio la babysitter. Ma dunque, guardi signora, non ho bisogno assolutamente. Mi spiace. Un attimo, vieni qua, Sofiella, vieni qua, fai la lana. Sto in ansia. Fai la lana, vieni qua. Fai la lana. E che stai fando? Ma stai fando cosa? Allora, lo metto sopra io, vieni qua, lo metto sopra io. Scusi, sì, ma sopra cosa? Mettendo un caffè sopra, dice che non ho poco di caffè. Vieni qua, ora lo metto io. Signora, ma guardi, intanto non deve neanche fare sentire il Grazie, se ci collabora sta caffettiera, vieni qua. No, signora. Se la caffettiera c'è 100 gas. Sì, ma che cosa, signora? Allora, attenzione, la bambina non deve sentire neanche l'odore del caffè. In più lei le insegna. Ma che sta scherzando? Ma lei insegna anche. La bambina c'ha 1 mese e 2 giorni. Ma signora, 1 mese e 2 giorni non significa che. Ma che c'entra? Non ho so quartiere, lo spezzamento è diverso. Ma signora, ma guardi che lo spezzamento è uguale dappertutto, in tutto il mondo. Ma che non capisco, signora, ma dico, vada per i ferri, passi per i ferri, ma il caffè no, signora, non posso accettarlo, mi spiace. Allora, metto sopra la pignata, Ma che? Ignazio? Sofiella, signora, la pignata è quella che ancora è bambina, non capisce tutte le parole. L'ho capito, però prendi la pignata perché i manichi e la metti sopra. Signora, ma ascolti, la pignata con i manichi. Accendici. Sì, accendici. Prendi la pignata con i manichi. Con i manichi, e sì, la però. Accendici. Ma che cosa, signora? È pericoloso, guarda. Fallo che pospera, fallo con no, signora, no, lo faccia fare col piezo elettrico allora. Appena ora, che fa? Lo faccia col piezo elettrico. Tenevo un pezzo elettrico. No, signora. Che c'hai pezzi elettrici? No, lo faccia col piezo elettrico. No, signora, è pericoloso. Sofiella, mettici sale. Appena bolle, appena che spacca il voglio. Ascolti. Appena spacca il voglio. Come si dice in italiano appena spacca uglio? Spacca uglio, signora. Come si dice appena spacca uglio? Spacca il voglio. Appena spacca il voglio, che l'acqua bolle. Ce la cali. Signora, ascolti, è pericolosissimo perché. Cosa stai calando? Ma tagliati? No, signora, ascolti. Sofiella. La bambina mangia al massimo semolino, ma proprio al massimo. In questo periodo, forse. Ieri si calavo mezzo chilo di ammorocane. Ma no, prego, cosa? Calavo mezzo chilo di ammorocane. Che in italiano va? Gamberocane. Gamberocane, bene. C'è il porcocane e c'è il lamberocane. Questa cosa dell'ammorocane mi fece ricordare quando siamo stati in campeggio. Con chi? Quest'estate abbiamo stato in campeggio con Anno e con Ignazio, no? E abbiamo una tenda. Ignazio se la fottivo da notte e notte, non avevo campeggio. Non avevo perché chi non me, volete perché ci fotteva la tenda da sopra. E loro un lavoro e ce la smontavano sopra il stesso. Io sono spieghiato l'andomani con la sola che ci eravamo un conto, sono spieghiato arrostute. A mo' di scimmia praticamente. Ci fotteva la tenda, no? Allora ce ne abbiamo state poi in questa tenda, che era una tenda piccola, era una tenda di queste qua, una tenda catanese. Canadese, signora. Una tenda catanese. Canadese, vabbè. La fottiva a fiume freddo, quindi sì, lo so.
catanese, no? E può essere anche quella di Paternò. Vabbè, era una tenda catanese, Sì. e questa è piccola, no? Sai, picchi. Certo, Ignazio ti canadese, dicevano i certo. peri fuori. Ora, te sono immagini, i peri di Ignazio da fuori, no? Qualcuno avrà detto ora non ci fare nescere per i fuori. Se ci allapano tutte le mosche del campeggio. Che schifo, signor. Vengono magari 2 grapi del giardino là vicino, che c'erano le grape alla cara e ci pera Ignazio. Che schifo, che schifo, signora. Ma sta come c'era umidità, eh? Sì. Allora stranotavo, la tenda si fungiava, ogni stranuta la tenda picchia e fungiava, pareva una specie di mongolfiera. Signora, ascolti, è quasi ora di pranzo, per favore, non può parlarmi Però ci d'altro. abbiamo divertito, sai? Lo so che vi abbiate divertito, però insomma. Come un anno non sa per andare buono, e allora Ignazio procurava una nassa. Una nassa? Io facavo una nassa, cioè saranno un vecchio da una nassa che ti sai, io con muscone. Ma quante gliene fate a questo povero nonno? Ma no, la cosa è bella fu che dopo che eravamo a riva, Bellissima. arrocopichiamo un anno e 4 kg di ammoro, capisci? Non è che c'era solo un anno in nassa. Ah, ok, il famoso ammoro cane. Il famoso ammoro cane, che si Ammoro piglia cane. canassa a zaino. Esatto. Ah, ma vieni a casa, fiella, vieni No, qua. signora, Vieni qua. non mi faccia stare in ansia, la Vieni prego. qua, prendete questo muscaloro. No, Vieni qua. Questo si chiama muscaloro. No. Ventaglio, vabbè, muscaloro, la stessa cosa. Ventaglio, Vieni qua, se no ti prendo lo scatolo delle scarpe, vieni qua, prendi lo scatolo delle scarpe. No. Sciuscici, così lui sbamba. Signora, attenzione. Ma domani focolare, Lo capito? so, ma è pericoloso, non lo faccia fare con il muscaloro. Vieni qua, mettici l'accendicarbone, No, signora, è anche tossico l'accendicarbone, signora. Dici lo spirito, No, Ignazio, c'è il così ritorno prende di subito. signora, il ritorno di fiamma, per Dici lo favore. spirito, vieni qua. Signora, c'è il ritorno di fiamma, Senti, pericolosissimo. la vampata. Ma che cosa? Ma vampata cosa? Stai attento cosa, signora? Ma domani un fuoco. Ma l'ho capito, ma Andiamo dal rostro oggi, no? ma non può fare qualcosa lei? Ma Cioè, la bambina deve imparare, no? Ma Io deve sei minuccia, devi imparare le cose dalla casa. Cosa, signora? Imparare a rossere con calbone. Ma guardi, coccofone. ma queste cose dovrebbe farle lei, perché è Ascolta, lei la babysitter. Io ho qua davanti il libro, cioè Sì. il libro davanti. Sì, immagino, mamma Libro- moderna, cos'è? La mamma moderna del quartiere San Giorgio. San Giorgio, ecco. Oh, mamma moderna, quartiere Cos'è San Giorgio. Ecco, qua c'è scritto. E c'è scritto. Dopo il primo mese di vita, Dopo il primo mese di vita. insegnare alla bambina l'accensione del luce. Che non è da luce elettrica. Perché quella già la sa fare. Quello già lo sa fare dei primi 4 giorni di vita, certo, giusto? certo. L'accensione del luce sarebbe dopo focolare, ma il cofone. Ho Come lo chiama lei? capito. Oh, e Io lo qui chiamo guarda. barbecue comunque. Come si chiama? Si chiama barbecue. Ignazio, te l'ho marito che è quello fatto. No, signora. Lo chiamavo Ma barbecue. che cosa? Non è... Barbecue. No, signora. Lo chiamavo. Allora, ascolti, non lo chiamo io, si chiama barbecue. Chiami il Ranchi. No, che ranchi, signora? Ma che Ignazio? Ormai si è rivelato. Ma che cosa si è rivelato? Lo faccio fare a Tiziano Ferro, ste cose. Vieni qua, sono doppio da ricchi, Sofia, la doppio da ricchi, Ignazio, io quello fatto io. Ma non c'è cudo fatto. Non ce lo dire alla bambina che ce ne sta male. Ma non c'è dufatto, mi ascolti. Vabbè, la sto Si chiama salutando, ma la sto barbecue, salutando, universalmente che riconosciuto. Se lei va a Parigi, barbecue, va a Londra, barbecue, Avanti, vieni va qua, a Sofia. Ginevra, barbecue. Devo salutare che non è- c'è la lezione di Sofia. L'ho capito, ma si dice barbecue. Seconda lezione Sì, dopo un vabbè, mese del sì. libro della mamma moderna del quartiere San Giorgio. San Giorgio, qual è la... Seconda lezione, Sì. la composizione del Salamarillo. No, signora, la prego, la Allora, prego. prende la scodella, vieni qua, prendi Ma la che scodella. cosa? Che Questo si cosa? chiama mazzo di arinio. La devo salutare, arrivederci. Ma signora, ascolti, Allora, prendi il mazzo si di dice, arinio sì. e lo appunti nel Origano, Salamarillo. si dice origano, si dice barbecue, signora, si dice barbecue.